Sfida d'alta classifica con il Sassuolo secondo a 32, con il Pescara che domani giocherà con il Vicenza, il Padova è terzo a 28 con Reggina e Verona. Logico attendersi una grande gara sia da un punto di vista tecnico che agonistico. Nel Sassuolo non ci sarà Masucci che è squalificato, indisponibili Noselli, Rea, Caribbi, Donazan e Troiano. Nel Padova invece il giudice sportivo ha fermato Donati e Cuffa, non ci saranno per problemi vari muscolari Portin, Bovo, Cutolo e Bomber Succi. Le formazioni delle squadre: il Sassuolo con il 3-5-2, Pomini a difesa della porta, Marzoratti, Piccioni e Terranova completano il pacchetto difensivo. Poi il robusto centrocampo con l'Averone, Magnanelli, Cofi, Bianchi e Longhi davanti, Sansone e Marchi. La risposta invece del Padova con il 4-3-3 previsto dal canto, Perin a difesa della porta, quindi Legati, Schiavi, Trevisan e Renzetti nel pacchetto arretrato, 15 da Italiano e Marcolini in mediana, davanti Elenius, Ruopolo e Osugi. Dirige la gara il signor Ciampi di Roma, 4.000 spettatori con rappresentanza ospite. Corsini. L'allenatore del Modena è rimasto... Scusa Mazzeo, Padova in vantaggio qui a Modena contro il Sassuolo, il gol di Osugi, tutto questo al 6° minuto. Sassuolo 0, Padova 1, a te la linea. A Modena il 10° minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Come detto in presa diretta è cambiato il punteggio perché è passato in vantaggio il Padova, l'ha fatto al 6° con Osugi. Vi raccontiamo l'azione perché è stata davvero bella, in verticale tra l'altro, con Marcolini che ha preso palla a tre quarti, ha fatto qualche metro in avanti, ha visto in corridoio Osugi che arrivava da dietro, sovrapposizione di Osugi, è arrivato il pallone, è entrato in area il giocatore, ha colpito di destro in diagonale, nulla da fare per il portiere Pomini. Davvero un bel gol. E poi palla a centro, opportunità addirittura per il raddoppio perché è andato in contropiede il Padova con un suggerimento sempre di Italiano per Marcolini che dalla sinistra ha messo al centro ed è stato bravo questa volta però Cofi a salvare all'altezza del primo palo. Cerca di riorganizzarsi il Sassuolo ma ha subito il contraccolpo perché viene ancora in avanti il Padova che conquista un pallo laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Il minuto è l'11°, il punteggio Sassuolo 0, Padova 1, la linea va a Verona. Sì, a Modena mancano 15 secondi al termine di questa interminabile partita, 5 minuti di recupero assegnati da Ciampi di Roma, situazione punteggio Sassuolo 0, Padova 1, vi ricordo l'autore del gol che è Osugi al 6° minuto e proprio in questo momento sempre Ciampi di Roma con il Sassuolo in inferiorità numerica, ve lo ricordiamo perché negli ultimi minuti era stato espulso Marzoratti per proteste, di fatto il Sassuolo perde questa partita, fondamentali 3 punti pesanti per il Padova che adesso allunga in classifica e torna ad un punto dal Sassuolo, 32-31 il Padova. Dunque è finale qui a Modena. A Modena, ribadiamo, Padova batte Sassuolo 1-0 al 6° minuto, Osugi, linea Corsini.